Il Globus di sto bar è rimasto aperto da venerdì, che sensazioni ha avuto e come si sono comportati i clienti? Una bella sensazione, tanta solidarietà da parte di tutti i clienti, gente che venivano qua apposta per sostenermi. Ho avuto tanta soddisfazione, grazie a loro. Ho la forza di andare avanti. E perché ha deciso di aprire? Perché? Perché sono arrivato all'osso in banca. Se vai sotto i 500 euro sei un cattivo pagatore e quindi non esiste che io ho sempre pagato tutti di essere un cattivo pagatore, assolutamente no. E l'unica soluzione che mi è rimasta è quella di, le ho pensate tutte, cioè ho pensato andare a rubare non sono capace, ammazzarmi neanche perché ho due belle nipotine da godermi fra un anno che vado in pensione. E l'unico mi è rimasta quello di lavorare, di prendere in mano la mia situazione lavorando onestamente. E oggi sono arrivati anche i controlli, cosa le hanno detto e cosa farà lei? E oggi sono arrivati i controlli. Sul momento ho detto fate pure il vostro lavoro che è giusto così. Ma dopo pensando col senno di poi, mi ha detto che sono passati via e hanno visto qualcosa che non andava bene. Allora gli ho chiesto cosa, erano due ragazzi fuori e mi sono fermato proprio per dire a quei ragazzi che qua al bar non si consumava, dovevano prendere la roba da asporto e portarsi via. Il che stava arrivando fuori mio marito che il sovrappensiero e anche le stava portando fuori spritz e la birra su bicchiere di vetro. E allora hanno liberato i ragazzi che non hanno nessuna responsabilità e ho preso io la multa per questo, insomma, perché era roba sul vetro, non si poteva fare, solo da asporto e basta. E lei nei prossimi giorni cosa farà? Loro mi avrebbero detto di chiudere 5 giorni, ma io continuo a lavorare, basta.